È un momento molto triste, doloroso, quello che stiamo vivendo. La morte è sempre un grande mistero di dolore, di sofferenza. Un dolore straziante, un vuoto immenso impossibile da colmare, quello della mamma della piccola Maria Markovetska, la bambina di 7 anni annegata al lago di Revine lo scorso mercoledì 27 luglio. Questo pomeriggio si è tenuta alla chiesa della Santissima Vergine Consolata di Vittorio Veneto una messa in ricordo della piccola con rito cattolico ed ortodosso. Io sono un nonno, ieri è stato da suore e loro dicono che quello che del TV che è stato a Revine, quel signore che raccontava tutto quanto, loro dicono che tutto quanto è bugia, non so come mai. È verità di quella gente che è stati testimoni, che ha visto tutto quanto, ma come mai uno può dire che quelle persone che sul TV che ho raccontato, testimoni che hanno raccontato tutto quanto, che loro dicano bugie. Guardate, io non lascio tutto quanto così. Ho portato Grace lasciato, quando è arrivata, mia figlia è arrivata a prendere, non trovata più e basta. Una vera e propria tragedia per la famiglia della bambina. La madre, 28enne, insieme alla sorellina più piccola di Maria, erano fuggite dalla guerra in Ucraina 4 mesi fa, ricongiungendosi con i nonni in Italia, che vivono a Vittorio Veneto da quasi 10 anni, mentre il padre della bimba è rimasto a combattere in patria e probabilmente mai si sarebbe potuto immaginare che sua figlia avrebbe perso la vita in terra straniera, apparentemente sicura. Lei è una conoscente, amica della famiglia, diciamo, amica di famiglia, amica vera di Ivana. Quello che succede, signora, a questi tempi, scappare da guerra e morire, quello assurdo situazione non accettabile per questi tempi, non accettabile. Non c'è parola per spiegare anche dolore, quello che proviamo tutti noi, ma anche rabbia, quello che è successo, perché dovevano guardare i bambini, dovevano stare attenti tutti quanti, no? Nei prossimi giorni la salma di Maria verrà portata in Ucraina affinché possa essere celebrato il funerale con rito ortodosso.